Tragedia sotto Marina di Chioggia nella tarda mattinata di oggi, quando un 83enne di Schio ha perso la vita in mare a causa di un improvviso malore annegando. Una notte di divertimento finita in ospedale, 17enne di Caltrano aggredito senza apparente motivo all'uscita da una discoteca di Jesolo, sottoposto a un intervento chirurgico per la frattura del naso. Nuovo lutto a Mira, 27enne di origini senegalesi muore travolto lungo l'autostrada mentre attende i soccorsi. Dopo essersi salvato da un precedente incidente, sognava di diventare cantante. Esodo estivo e festa del Redentore, si annuncia un fine settimana da bollino rosso lungo le autostrade del Veneto, stilato il calendario delle giornate più trafficate. La Corte dei Conti di Venezia ha parificato il rendiconto 2025 della Regione Veneto, confermando la tenuta dei conti pubblici. Nel giudizio però ha richiamato l'attenzione su alcuni dossier strategici. Mancano ormai poche ore alla magica notte veneziana del Redentore, festa attesissima dai veneziani, dove sacro e profano si fondono in attesa dei fuochi pirotecnici. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. La cronaca dunque in apertura di questa edizione veneziana dei nostri telegiornali, con il dramma che si è consumato nella tarda mattinata di oggi a Sottomarina di Chioggia, dove una donna 83enne di Schio è morta in mare. Tragedia a Sottomarina di Chioggia, quando un 83enne vicentina in vacanza è morta in mare a causa di un sopraggiunto malore. Il fatto è in tarda mattinata tra le torrette 16 e 17 dell'Arenile, nelle vicinanze dello stabilimento balneare Baia del Sole. Nonostante l'immediatezza dei soccorsi, con anche l'arrivo dell'elicottero del SUEM 118, l'anziana turista non ce l'ha fatta, non ha risposto né alle manovre dei sanitari né in precedenza al tentativo dei 4 bagnini intervenuti per salvarla. Stando ai primi accertamenti, la donna avrebbe accusato il malore subito dopo essere entrata in mare, avrebbe perso i sensi mentre passeggiava nell'acqua bassa, cadendo e annegando. Pare che la donna fosse arrivata da poche ore in spiaggia per trascorrere un po' di tempo spensierato al mare. Spostiamoci sul litorale orientale con una notte di divertimento finita in ospedale. Un ragazzo di 17 anni di Caltrano è stato aggredito senza apparenti motivi all'uscita di una discoteca di Jesolo. È stato sottoposto a un intervento chirurgico per la frattura del naso. Un'aggressione improvvisa e apparentemente immotivata che trasforma una serata tra amici in un incubo. Vittima un ragazzo di 17 anni, residente a Caltrano, che intorno alle 3 di un paio di notti fa, all'uscita di una discoteca di Jesolo, sarebbe stato colpito con una violenta testata da un uomo in evidente stato di ebbrezza. L'impatto gli ha provocato una grave frattura alle ossa nasali. Dopo essere rientrato nel Vicentino, il giovane si è presentato al pronto soccorso dell'ospedale di Sant'Orso, dove gli accertamenti hanno confermato la gravità delle lesioni. I medici hanno disposto un intervento chirurgico già programmato per oggi e una prognosi di 30 giorni. Sull'episodio sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'aggressione e identificare il responsabile. Un nuovo episodio di violenza, dunque gratuita, che riaccende l'attenzione sulla sicurezza nelle zone della movida estiva. Il lutto di Mira per la morte del 27enne Abdoulaye Diop, travolto lungo l'autostrada mentre attendeva i soccorsi dopo essersi salvato da un precedente incidente. Sognava di diventare un cantante. Guardate, è un altro incidente che porta via un ragazzo giovane, molto amato, ben voluto, solare, e quindi ovviamente noi come comunità, come amministrazione siamo non solo addolorati, ma siamo veramente molto tristi. Un pensiero in questo caso va alla famiglia, agli amici, a chi gli ha voluto bene. La comunità di Mira piange un'altra persona che ha perso la vita lungo la strada. Il 27enne di origine senegalese Abdoulaye Diop, 27 anni, morto nella notte tra martedì e mercoledì, coinvolto in un doppio incidente lungo l'autostrada A4 tra Brescia Est e Brescia Centro in direzione Milano.
Nel primo incidente il ragazzo si è scontrato con un camion senza però gravi conseguenze, finendo sulla terza corsia con l'auto di traverso. Stava cercando di recuperare alcuni oggetti in macchina quando un'altra auto in arrivo sulla stessa traiettoria l'ha travolto, riducendolo in fin di vita. Disperata la corsa all'ospedale civile di Brescia per tentare di salvarlo, ma il suo cuore si è fermato alcune ore dopo. Studente di giurisprudenza nella facoltà di Padova e artista emergente a Mira, tutti lo descrivono come un ragazzo grintoso e molto curioso. Sembra che stesse andando a Milano per un appuntamento con una casa discografica. Non appena appresa la notizia, i genitori e il fratello con i quali il giovane era molto legato sono partiti immediatamente sperando in un epilogo diverso, ma quando sono arrivati Diop se n'era già andato. Era un ragazzo che lasciava il segno, racconta una sua vecchia insegnante. Una scomparsa che lascia il vuoto nella comunità di Mira, colpita ancora una volta da una tragica perdita. Il sindaco Dori lancia un appello. Dobbiamo un po' riflettere tutti però anche sulla pericolosità delle nostre strade e pensare alle vittime degli incidenti che purtroppo continuano a esserci e non c'è più da fare nessun tipo di ragionamento se non tutti insieme una vera campagna di aiuto, di sensibilizzazione, di attenzione e di chiedere veramente maggior sicurezza per le nostre strade. E da domani, venerdì 17, è previsto traffico da bollino rosso e così per l'intero fine settimana per il previsto esodo estivo. Sono oltre 700.000 i veicoli attesi lungo le tratte gestite da concessioni autostradali venete ed autostrade Alto Adriatico, dalla 4 Venezia-Trieste, passante di Mestre, tangenziale a raccordo Marco Polo, la 28 e la 23. Il maggior afflusso previsto per domani, quando si attendono oltre 280.000 veicoli in transito lungo le autostrade e 220.000 per il Redentore. I temi amministrativi: la Corte dei Conti di Venezia ha parificato il rendiconto 2025 della Regione del Veneto, confermando la tenuta complessiva dei conti pubblici. Nel giudizio però ha richiamato l'attenzione su alcuni dossier strategici. Parifica nelle sue componenti del conto di bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale il rendiconto generale della Regione Veneto per l'esercizio 2025, di cui alla deliberazione della Giunta regionale numero 8 del 30 aprile 2026. Approva l'annessa relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione. Così il presidente della sezione regionale di controllo per il Veneto, Francesco Uccello, da Palazzo dei Camerlenghi a Venezia, dà notizia di come la Corte dei Conti abbia parificato il rendiconto generale 2025 della Regione, certificando la regolarità dei conti e la sostenibilità della gestione finanziaria. Tra gli aspetti più rilevanti, la situazione della liquidità, con un avanzo di cassa di circa 1,6 miliardi di euro, ovvero con un incremento di 129 milioni rispetto al 2024. Un risultato importante, ovviamente con una serie di osservazioni e raccomandazioni di cui faremo tesoro. Sono assolutamente consapevole che un controllo contabile adeguato permette, come ho detto in conclusione del mio intervento, un'adeguata capacità di agire dal punto di vista politico e amministrativo, e questo per noi è fondamentale. Il giudizio, pur confermando la solidità dell'amministrazione regionale, ha richiamato tuttavia l'attenzione su alcune partite delicate. Tra queste i costi della superstrada pedemontana veneta, con importanti riflessioni sull'IRPEF. Il tema dell'IRPEF, come ho più volte ribadito negli ultimi giorni, prima di chiedere €1 in più ai cittadini stiamo facendo un'analisi della spesa area per area, guardando alla spesa che può essere rivista o quantomeno può essere investita in maniera migliore nei confronti dei cittadini. Quindi la cabinovia di Socrepes a Cortina, legata ai grandi investimenti olimpici. Sono due questioni che ovviamente teniamo in considerazione, che sono importanti motivi di studio e di analisi contabile. E infine, ma non ultima, la sanità,
la cui spesa rappresenta la voce più consistente del bilancio regionale. È chiaro che serve anche lavorare sui modelli organizzativi, perché la spesa fa sicuramente la sua parte, poi il modello organizzativo che permette a quella spesa di essere efficiente e portare a casa i risultati. Su questo stiamo lavorando, abbiamo già lavorato in realtà, essendo la prima regione in Italia a chiudere l'AIR con i medici di base per le case di comunità, e successivamente lo faremo anche per quanto riguarda gli specialisti ambulatoriali, chiaramente la costituzione in tutte le case di comunità di realtà vive che permettano al nostro territorio di sgravare il pronto soccorso, gli ospedali e soprattutto di poter garantire cure territoriali e un medico di medicina generale per ciascun cittadino del Veneto. Con il pronunciamento della magistratura contabile, ora il rendiconto verrà sottoposto al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva con apposita legge. C'è poi il fronte della Biennale con i tagli dell'Europa. Presenterà ricorso la Fondazione. La Biennale di Venezia è pronta a dare battaglia anche in Europa e studia attentamente il ricorso davanti al Tribunale europeo contro i tagli annunciati dalla Commissione dell'Unione Europea per la presenza del padiglione russo alla Esposizione internazionale d'arte della Biennale di Venezia. Il taglio del finanziamento di 2 milioni di euro non intimorisce affatto la Fondazione, che prudenzialmente ha accantonato come prima mossa nel suo bilancio le risorse necessarie a coprire questo eventuale ammanco qualora venisse confermato. Un messaggio chiaro: tutta l'attività va avanti senza alcuna riduzione, resta però lo schiaffo morale. La decisione arriva al termine della riunione del Consiglio di amministrazione della Biennale, presieduta da Pietrangelo Buttafuoco, che si è svolto a Ca' Giustinian. Tra i presenti, per la prima volta, anche il sindaco di Venezia Simone Venturini, in qualità di vicepresidente della Fondazione. Come questo ricorso verrà articolato e su quali basi dipenderà dalla comunicazione della Commissione, che al momento non è ancora arrivata. Al termine del Consiglio di amministrazione, il governatore del Veneto Alberto Stefani ha poi dichiarato di confidare in un ripensamento da parte di Bruxelles, ritenendo che si tratta di una montatura in un contesto in cui viviamo e in un momento in cui ci sono ben altre preoccupazioni rispetto a quella che è oggetto di contestazione dalla Commissione in questo momento. Una posizione molto chiara. Il sindaco Venturini invece ha annunciato che aspetta il ministro dei beni culturali Alessandro Giulia alla mostra per accoglierlo con la cordialità di sempre. Nel frattempo è stato annunciato dalla Biennale il film di apertura all'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, mercoledì 2 settembre al Lido. Si tratta di Inc. di Danny Boyer. Confermato il rischio di licenziamenti per una trentina di dipendenti del Mose. Al tavolo CGIL e CISL e UIL hanno rigettato al mittente questa ipotesi, ma la trattativa va avanti. Nel pomeriggio assemblea dei lavoratori. CGIL, CISL e UIL respingono fermamente al mittente ogni ipotesi di licenziamento per i lavoratori, operai e maestranze impegnati a garantire quotidianamente il funzionamento del Mose e quindi la tutela e la difesa di Venezia dall'alta marea. Eppure, con l'entrata in funzione a pieno regime dell'Autorità per la Laguna, c'è questo rischio per una trentina di lavoratori su circa 200 del Consorzio Venezia Nuova, Comar e Tetis. La preoccupazione è alta e il segretario generale della CGIL Venezia, Daniele Giordano, parla molto chiaro: in questo passaggio di competenze non possono e non devono per i sindacati essere i singoli lavoratori a rimettercene. La costituzione dell'Autorità per la Laguna, la definizione del Consorzio Venezia Nuova, di Comar e di Tetis non può determinare esuberi di personale. Non possono essere i lavoratori a pagare questo percorso. Chi ha costruito, progettato, manutentato, fatto funzionare al meglio il Mose non può pagare con il licenziamento questo percorso. Serve tutelare tutti i posti di lavoro. Serve garantire l'occupazione nel nostro territorio. La questione è aperta ed è una spada di Damocle che pende in modo pericoloso e nel pomeriggio per questo i lavoratori sono convocati in assemblea. Serve fare in modo che non si perda un'alta attività produttiva da Venezia, dall'Arsenale. Le risorse devono restare qui in un progetto che metta al centro davvero la salvaguardia di Venezia. Parte forte l'appello a Comune, Regioni e istituzioni.
Chiediamo alla Regione Veneto e al Comune di Venezia un vero tavolo di crisi, che affronti questa emergenza, che discuta il percorso riorganizzativo, che trovi tutte le soluzioni possibili per evitare esuberi di personale. Non possono essere i lavoratori a pagare queste scelte. I lavoratori sono il patrimonio fondamentale di queste aziende. Le loro competenze, professionalità, capacità hanno garantito la salvaguardia della città e devono continuare a farlo. Per questo le istituzioni non possono disinteressarsi di questo percorso, devono essere al fianco dei lavoratori, delle organizzazioni sindacali, perché l'obiettivo è un sistema efficiente, efficace, che protegge la città e che protegge chi lavora. Ritorniamo a Chioggia, dove il sindaco Mauro Armelao ha deciso a malincuore di chiudere temporaneamente le fontane pubbliche, e questo per far fronte all'emergenza idrica. La situazione legata alla scarsità idrica continua a destare preoccupazione anche a Chioggia. Il cuneo salino sta risalendo il fiume Adige e la ridotta portata del fiume ha reso necessario il blocco temporaneo dell'impianto di potabilizzazione di Cavanella d'Adige. Alla luce di questo scenario, e considerato che nella nostra regione permane lo stato di emergenza idrica, il sindaco Armelao ha disposto la chiusura temporanea delle fontane pubbliche ornamentali del comune di Chioggia. È giusto che le istituzioni in questo momento diano l'esempio. Ho dato appunto mandato di spegnere tutte le fontane pubbliche, anche perché ogni litro d'acqua risparmiato ora è un litro d'acqua che ci troviamo anche più avanti. Speriamo che la situazione migliori, magari prevedendo anche qualche pioggia non torrenziale, ma una pioggia che possa servire anche a far aumentare le falde. Armelao si appella ai cittadini, alle attività economiche e ai turisti affinché utilizzino l'acqua con la massima attenzione, evitando ogni spreco e adottando comportamenti responsabili. Manca davvero poco alla festa del Redentore, conto alla rovescia per la magica notte veneziana, ma da dove ha origine questa festa tra sacro e profano? Lo abbiamo chiesto a Giovanni Giusto, consigliere comunale delegato alle tradizioni, ma soprattutto veneziano doc. Un appuntamento tra sicuramente il religioso ma anche il profano, no? A Venezia succedeva questo, no? Soprattutto, no? E il Redentore richiama quella che potrebbe essere stata la più forte pestilenza che Venezia abbia mai avuto. Inizia da qui l'origine della festa del Redentore, che per i veneziani ha un significato profondo. Fu allora che si coniarono certi termini ancora in uso come quarantena o lazzaretto, e l'origine dei fuochi d'artificio potrebbe derivare da qui. Si accendevano, e questo sembra quasi collegare con quello che oggi è la festa, no? Il motivo, il profano, diciamo, no? Accesi dei fuochi di ginepro, i fuochi con la legna di ginepro, perché comunque è aromatica eccetera, e sembrava che il fumo che si spargesse in città andasse a purificare l'aria e quindi andasse a rallentare, a diminuire, va bene, il contagio. Da allora ogni anno i veneziani si preparano alla notte più magica dell'anno, con le barche, le tavole imbandite a terra e i piatti tradizionali, dalle sarde in saor ai bigoi in salsa. E poi alle 11:30 quello che è l'attesissimo momento e che va a concludere poi la serata, ed è lo sparo del primo fuoco, e quindi per conseguenza di tutti i fuochi che da 5 zattere più altre 25 collaterali, va bene, creeranno per 40 minuti uno spettacolo forse unico al mondo, ma che per Venezia è sicuramente un qualcosa di straordinario, perché i fuochi vengono raddoppiati non soltanto in cielo, ma si congiungono con i riflessi sull'acqua, va bene, fa apparire la skyline veneziana, che è un qualcosa di spettacolare, e sembra di vivere un momento veramente magico. E ogni anno sembra diverso, e ogni anno si dice sto anno è più bello di quello l'anno scorso. Ma il Redentore è anche una festa religiosa. Nel 77 incominciò a scendere quello che era il tenore del divulgarsi della pestilenza, ma già nel 76 la Repubblica Serenissima fece l'ennesimo voto, come sempre in questi casi, va bene, quella di erigere appunto una chiesa votiva dedicata al Redentore, va bene, e così in effetti fu. Già se non sbaglio nel 78
fu installato quello che oggi vediamo con consuetudine, no? Il collegamento tra le Zattere, cioè Venezia, e l'isola della Giudecca, ed è il ponte votivo, un ponte lunghissimo, 333 metri circa, che ancora oggi ogni anno viene fatto e dà la possibilità a tutti i veneziani comunque di partecipare a quello che è un rito, è un qualcosa che entusiasma chiunque. Chi non riesce a trovare né divertimento né gusto né saziarsi di tradizione la notte del Redentore, è bene che con Venezia non abbia più nulla a che fare. E per chi non può recarsi a Venezia, per chi veneziano non è, c'è un appuntamento da non perdere su Antenna 3, perché sabato trasmetteremo dalle 20:10 proprio la festa del Redentore con la notte dei Foghi. Ci saranno i collegamenti dei nostri inviati da Palazzo Ducale alla Giudecca, ma non solo, che racconteranno le emozioni di una serata magica all'insegna, lo avete sentito da Giovanni Giusto, della tradizione, fino allo spettacolo pirotecnico che terrà tutti con il naso all'insù per ben 40 minuti. Per scoprire dunque come saranno i fuochi di quest'anno non resta che collegarsi su Antenna 3 sabato sera a partire dalle 20:10, un appuntamento davvero imperdibile. Ed è tutto da Venezia, non mi resta che augurarvi una buona serata. Subito dopo la sigla c'è il meteo.